Buonasera a tutti. Mi trovo in Patriarcato Latino di Gerusalemme e il Vescovo e l'incaricato della Caritas mi ha invitato a partecipare alla vostra veglia. Partecipo naturalmente da Gerusalemme e vi mando questa registrazione con molto piacere. Prima di tutto faccio a tutti voi gli auguri delle buone feste, delle feste di Natale, delle feste della Sacra Famiglia, di Capodanno e le feste anche della pace e dell'Epifania. Carissimi fratelli, vogliamo parlare della pace, vogliamo parlare del messaggio del Papa e vogliamo parlare della realtà che viviamo noi in Terra Santa e quello che ci dice questa realtà. Per il messaggio del Papa naturalmente, dopo Sua Eccellenza il Vescovo ve ne parlerà certamente, vogliamo stare attenti ad alcune sfide, le sfide culturali, le sfide educative, le sfide etiche naturalmente, affinché la scienza e la tecnologia siano strumento di pace, non strumento di distruzione dell'umanità e di guerra. Guardando la realtà della Terra Santa, siamo veramente in una tragedia e un dramma. Abbiamo una prigione aperta al cielo. Abbiamo 2.300.000 persone veramente chiuse in questa striscia di Gaza, senza nessun collegamento con l'esterno, senza viveri, senza acqua, senza connessione con l'esterno, senza medicine. È veramente un grande dramma e una grande tragedia per la nostra terra, per la Palestina e per Israele. Ci sono, permettete che veda anche alcune cifre perché sono veramente preoccupanti. Siamo già a più di 80 giorni di guerra. Ci sono 28.000 morti. 21.000 sappiamo che sono registrati negli ospedali, sono stati riconosciuti. Quasi 8.000 invece sono ancora sotto le macerie, sotto le case, sono comunque mancanti. Di questi 8.500 sono bambini e più di 6.000 sono donne. Ci sono più di 54.000 feriti. Ci sono molti giornalisti che sono stati uccisi, una cinquantina dicono. Molti centri governativi, statali sono stati anche colpiti e distrutti, o completamente o parzialmente. 2 milioni di persone sono state sfollate, sono state mandate via altrove o non si sa dove sono adesso. Ci sono più di 475.000 malattie infettive o malati infettivi e soprattutto sono state gettate bombe e missili 58.000 tonnellate. L'equivalente di 2 bombe atomiche, pensate un po'. Più di 65.000 case sono state distrutte completamente e forse 80.000 sono state parzialmente distrutte. Pensate dove andranno ad abitare la gente quando la guerra, speriamo, finirà. Non proseguo con le cifre, ma sono veramente preoccupanti. Quello che mi preoccupa sono certe scene che ho visto e che molti hanno visto alla televisione, soprattutto i bambini che cercavano nelle macerie i loro genitori, senza i mezzi di tecnologia che possono aiutare, senza i bulldozer, senza i trattori, perché non c'è niente, non c'è fuel, non c'è niente per far funzionare questi meccanismi. Cercavano nelle materie i loro genitori e i loro fratelli e sorelle.
Un'altra scena quando vedevo i bambini prendevano d'assalto, per buona volontà naturalmente, i primi camion che arrivavano dall'Egitto e dalla Giordania che portavano gli aiuti. Un'altra scena quando una nostra maestra di musica, che ha insegnato generazioni la musica nelle scuole, in tante scuole, è stata uccisa, è stata ferita prima di tutto da un cecchino e dopo un carro armato gli è passato sopra. E tante altre scene che non vogliamo ricordare perché veramente fanno piangere. E quale lezione dobbiamo tirare? Qual è la causa di tutto questo? La causa è la disperazione. Perché siamo in una fase di storia dove a causa delle disperazioni che da 70 anni si danno il seguito, hanno provocato questa guerra, hanno provocato il 7 ottobre, che naturalmente condanniamo completamente. Questa disperazione provoca molte ingiustizie. Ogni giorno qui si vive nelle ingiustizie, parziali o totali, di famiglia, di località, di città, di villaggio, personali nelle strade, nelle fabbriche, in tutti i luoghi. Ingiustizie. A un certo punto non si può sopportare l'ingiustizia. È la causa di questa guerra. Un'altra causa è la mancanza di luce, la mancanza di lungimiranza. Non si guarda bene la realtà, non si guarda con ottimismo anche la realtà, con coraggio la realtà. Siamo ciechi. E soprattutto è questo, non abbiamo abbastanza luce per vedere. Molti responsabili, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, sono ciechi, non vedono la realtà e purtroppo, eccetto qualche autorità, qualche responsabile, sì, sono molto lungimiranti. Cosa possiamo fare noi? La Chiesa fa quello che ha sempre fatto, cioè predica il Vangelo, la pace e la bontà tra tutti gli uomini, anche tra i musulmani e tra gli ebrei, non soltanto tra i cristiani. La Chiesa, per esempio, localmente, non sto parlando della voce del Papa, della voce del Patriarca, della voce della Chiesa in generale, che ha una dottrina molto forte sulla pace, sulla guerra, sulle ingiustizie, eccetera. Ma localmente, a livello nostro di Gaza, abbiamo una Chiesa cattolica, abbiamo una Chiesa ortodossa. Ebbene, in questa piccola chiesa, nel territorio della Chiesa cattolica, c'è la canonica, c'è la chiesa, c'è la scuola, c'è la casa delle suore e c'è un centro per disabili e c'è un cortile interno. In questo spazio, che equivale quasi a due campi di calcio, erano rifugiati 750 persone. Non avevano niente, ma con la loro condivisione, con la loro buona volontà, cercando di aiutarsi a vicenda, di cercare aiuto a vicenda dove potevano, eccetera, sono stati capaci di mantenersi per quasi 3 mesi in questo complesso della Chiesa cattolica. È un piccolo segno di quello che la Chiesa vuole e prende a fare. Noi non possiamo entrare, non possiamo uscire, non possiamo fare niente da qui, possiamo soltanto ogni tanto, quando c'è la connessione possibile, facciamo qualche cosa, incoraggiamo la gente, come il Papa ha parlato molto spesso con il vicario, con il parroco, con le suore, eccetera, eccetera, come il nostro patriarca, che ha scritto una grande lettera, un appello di aiuto, di solidarietà al mondo intero, alle diocesi e a molti enti anche, per adesso e per il dopo anche Gaza, perché dobbiamo aiutarci a vicenda. Anche questo fa la pace, costruisce la pace. Fratelli e sorelle, vi ringrazio tanto per quanto avete già fatto e per quanto volete fare per la Terra Santa e per Gaza in modo particolare. Per Gaza, ma anche per la Terra Santa in generale, perché questo problema di Gaza ha provocato un grande disastro in tutta la Palestina, in tutto Israele, perché il lavoro non c'è più, il turismo non c'è più,
Noi sappiamo che più del 3% della nostra popolazione cristiana vive sul turismo e sui pellegrinaggi. Adesso tutto è azzerato. Abbiamo visto Nazareth, abbiamo visto Betlemme morta durante il Natale, quando era molto viva, quando era piena di pellegrini, era morta, una città morta. È un disastro veramente. Aiutate la Terra Santa a rimanere viva e a vivere e a sopravvivere. Grazie per quello che avete fatto, per quello che fate, e Sua Eccellenza il Vescovo Corrado Pizzolo mi ha detto che avete organizzato una colletta diocesana dove hanno contribuito anche il centro missionario, dove ha contribuito la Caritas naturalmente, dove ha contribuito anche l'Azione e molti altri centri migrantis. Vi ringrazio tanto e speriamo che anche questo contribuisca a fare un po' più di pace, un po' più di amicizia tra le gente, un po' più di buona volontà. E soprattutto che il Signore, siamo a Gerusalemme, ci dia tanto spirito, Lui che è presente come risorto, è in mezzo a noi, è con noi. Con la forza dello Spirito che Lui ci ha mandato e con la Sua presenza in mezzo a noi andiamo avanti con coraggio e con coraggio, sempre coraggio, con lo Spirito Santo e Cristo risorto. Arrivederci, tanti auguri.